Buonasera e benvenuti a TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Omicidio ennesima, grazie alle telecamere di videosorveglianza della zona ricostruita la dinamica della sparatoria che ha portato alla morte di un operaio albanese. Convalidati altri 2 fermi. Il clan imponeva il pizzo a tappeto e controllava gli affari delle pompe funebri attorno all'ospedale Villa Sofia di Palermo. Azzerata la cosca di Resuttana, tra le più ricche di Palermo, 18 arresti coinvolti professionisti e imprenditori. Il 10 luglio del 1943 cominciava ad Agela l'operazione Aschi che diede il via alla campagna d'Italia nella Seconda Guerra Mondiale. Il ricordo degli 80 anni dello sbarco degli alleati in Sicilia al ponte di Rillo con militari statunitensi e italiani. Fine dell'emergenza acqua a Messina, parametri rientrati nella norma dopo la contaminazione dovuta ad una perdita di gasolio. Avviato un censimento delle cisterne dismesse. Nicole, studentessa da record, una 18enne di Serra di Falco si diploma al liceo scientifico con il massimo dei voti in soli 4 anni. I rincari non risparmiano i gelati, costi aumentati del 23% in Italia e del 15% in Sicilia, ma in pochi riescono a rinunciarvi. Ancora buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Apriamo il nostro telegiornale con la sparatoria di Nesima. La polizia di Catania ha diffuso le immagini registrate da alcune telecamere di videosorveglianza in via Cantone che documentano la fuga di 3 persone in sella ad uno scooter. Sarebbero gli autori dell'omicidio del ragazzo albanese e del ferimento di un italiano avvenuto appunto il 30 giugno scorso. Oltre a Di Benedetto, la procura ha emesso altri 2 decreti di fermo. Ce ne parla Emanuela Corsi. È il 30 giugno. Nel quartiere di Nesima mancano pochi minuti alle 13. Grazie a questa telecamera posizionata su un edificio nei pressi di via Cantone si vedono passare 2 scooter a distanza ravvicinata l'uno dall'altro e un'automobile bianca che svoltano a destra. Pochi secondi di silenzio e si avvertono chiaramente 3 spari. Sono le 13:17. Poi la fuga in 3, in sella ad un unico scooter che viene ancora ripreso da altre telecamere di videosorveglianza. Sono queste le immagini diffuse dalla polizia della sparatoria avvenuta a Nesima che ha portato all'arresto di 3 uomini. A finire in manette sono stati Giovanni Di Benedetto, di 27 anni, Antonino Castelli, di 33 anni, Pasqualino Ranno, di 29 anni, gravemente indiziati dell'omicidio ai danni del cittadino albanese morto 3 giorni dopo in ospedale e del tentato omicidio nei confronti di un uomo italiano di 43 anni, nonché dei reati di porto e di illegale detenzione di armi. Dopo l'arresto di Di Benedetto, che si è costituito spontaneamente, anche nei confronti di Castelli e Ranno sono stati emessi 2 decreti di fermo. Per tutti e 3 il GIP ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. Le indagini erano scattate subito dopo la segnalazione di colpi di arma da fuoco e del conseguente ferimento di 2 persone in questa palazzina, al numero 10 di via Cantone, dove sono state rinvenute 2 ogive, una pistola semiautomatica calibro 38, 3 bossoli e 3 cartucce. Il movente resta ancora da chiarire. Le indagini, alle quali un cospicuo apporto è stato fornito dalle dichiarazioni rese da abitanti della zona e dalle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, proseguono non solo per accertare meglio la dinamica dei fatti, ma anche per chiarire le motivazioni, che secondo la procura etnea sono verosimilmente riconducibili a contesti illeciti. La sparatoria di Nesima non è l'unica avvenuta in città in questi giorni. L'ultima risale alla scorsa notte, quando un incensurato di 32 anni si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro con una ferita d'arma da fuoco al gluteo. L'uomo non ha fornito indicazioni sulla dinamica dei fatti. Tra il 5 e il 6 luglio invece un 47enne è stato gambizzato al villaggio Sant'Agata. 20 anni a Carmelo Di Stefano e Roberto Campisi, ritenuti rispettivamente il capo dei Cursoti e uno degli uomini più fidati del boss dei milanesi. 10 anni e 8 mesi per i 3 pentiti Carmelo Martino Sanfilippo, Michael Sanfilippo e Davide Agatino Scuderi sono le decisioni del processo Centauri a conclusione dell'inchiesta che permise di individuare i protagonisti dello scontro armato tra i Cursoti milanesi e uomini del clan Cappelli
appello durante il micidiale conflitto a fuoco avvenuto in Viale Grimaldi dell'8 agosto 2020, in cui vi furono 2 morti e 6 feriti. La Corte d'Assise, presieduta da Maria Pia Urso, ha invece emesso un verdetto assolutorio per Angelo Condorelli, Emilio Cangemi, Giovanni Nicolosi, Rosario Viglianesi e Salvatore Chisari. L'accusa in aula è stata sostenuta dal procuratore aggiunto Ignazio Fonse e dai PM Alessandro Sorrentino. Blitz antimafia, il mandamento di Resuttana a Palermo, 18 gli arresti, fra questi alcuni insospettabili, un commercialista, un notaio e alcuni imprenditori, tutti i particolari nel servizio di Lorena Dolci. Hanno una città nelle mani, dicevano gli uomini d'onore intercettati, riferendosi ai vertici della cosca. Il clan è quello di Resuttana, uno dei più ricchi di Palermo. Dopo anni al 41 bis ne ha ripreso saldamente il controllo Salvo Genova, storico alleato dello Piccolo e dei Madonia, uomo di peso insomma. Di lui un favoreggiatore dei Graviano diceva: Genova è il tutto. Il boss è tornato, impartisce ordini, risolve controversie, dà istruzioni, in una parola comanda. Resurrezione si chiama infatti il blitz della polizia, che ha portato a 18 arresti per boss, gregari, estorsori, ma anche professionisti e piccoli e medi imprenditori, quella zona grigia che con la mafia fa affari e va a braccetto. L'indagine, coordinata dal procuratore Maurizio De Lucia e dall'aggiunto Marzio Sabella, mette assieme tutti i tasselli di quelle complicità. Mente imprenditoriale dell'organizzazione, il commercialista Giuseppe Mesia, arrestato per associazione mafiosa, era andato fino a Milano per salutare il boss all'uscita dal carcere di Opera. Se noi non parliamo, io non faccio, gli aveva detto. Il notaio Sergio Tripodi è finito ai domiciliari perché avrebbe mandato un gruppo di mafiosi a liberare alcuni appartamenti appena acquistati. L'inquilino protestava: non dovevate venire voi, io penso che doveva venire la legge, ma la legge resuttana è quella mafiosa. All'imprenditore Giovanni Quartararo, patron dell'omonima catena di negozi di calzature, contestano invece di aver organizzato incontri riservati per conto dei boss, vicini anche ad un altro imprenditore, Benedetto Alerio, della società che gestisce le pollerie Savoca, di cui il GIP ha disposto il sequestro. Fra gli arrestati c'è poi l'imprenditore edile Agostino Affatigato. Una borghesia mafiosa, ha sottolineato il questore Laricchia, che non ha esitato a mettere a disposizione le proprie competenze a vantaggio di Cosa Nostra. Il territorio poi si controlla con l'estorsione a tappeto. Gli imprenditori si mettono a posto con il classico rito della bacinella, in cui si versa il pizzo. Il racket non risparmia nessuna attività, neanche i funerali. Le indagini hanno accertato il controllo e la gestione delle agenzie funebri presso l'ospedale Villa Sofia di Palermo. La gestione del pizzo avrebbe creato anche delle fibrillazioni tra i 2 mandamenti confinanti, Resuttana e San Lorenzo, definite nel corso di una riunione chiarificatrice tra i rappresentanti delle 2 famiglie. Da venerdì scorso non si hanno più notizie di un uomo di nazionalità americana, James Thomas Mattina. State vedendo la foto, 55 anni, carnagione chiara, alto 1,75 m, calvo, con barba folta e non curata. L'ultima volta è stato avvistato a Bronte lo scorso 7 luglio alle 21:35. Indossava una maglietta scura a maniche corte, pantaloncini grigi, scarpe da ginnastica ed aveva al seguito una felpa di marca Nike di colore blu. La zona battuta dalle ricerche in questo momento è quella di Bronte, dove c'è stato l'ultimo avvistamento e dove c'è stato altresì il sorvolo di un elicottero dei vigili del fuoco. In caso di notizie si prega di informare i carabinieri di Paternò al numero 095 84 27 77. Oggi sciopero nazionale dei metalmeccanici indetto dalle sigle sindacali. A Milazzo, affollato corteo dei lavoratori che chiedono investimenti e lo stop ad appalti selvaggi. Ce ne parla Francesco Triolo. Chiedono investimenti e piani industriali, meno precarietà, lo stop ad appalti selvaggi e al dumping contrattuale. Queste le motivazioni alla base di uno sciopero nazionale di 4 ore dei lavoratori metalmeccanici indetto da FIOM CGIL, FIMCIS e Wilm Will, che sul territorio messiese però è stato allargato a tutta la giornata. A Milazzo, territorio in cui insistono la raffineria mediterranea, le acciaierie Duferdo, la centrale A2A e tante altre piccole industrie, i sindacati hanno portato in piazza alcune centinaia di lavoratori per un corteo che nella città del capo non
non si vedeva dal 2009. A livello nazionale i sindacati chiedono una piattaforma rivendicativa che punta alla soluzione per le crisi aperte e una transizione energetica sostenibile sul piano ambientale e sociale. Qui l'obiettivo è l'apertura di un tavolo in prefettura per governare da vicino questi processi. In bilico ci sono migliaia di posti di lavoro tra diretto ed indotto, oltre 10.000 operai metalmeccanici interessati. L'industria nel nostro territorio è stata defraudata di pezzi di storia, come dalla cantieristica navale alla centrale Enel, che oggi si chiama A2A, all'acciaieria, quindi abbiamo diverse criticità che ci portano a manifestare e a far sentire la nostra voce ancora più forte. Che la crisi in questo territorio è gravissima. E poi perché non esiste un piano industriale né per l'acciaieria né per la 2A e in parte anche per la RAM rispetto a come si attrezza per affrontare la transizione energetica. Qui occorre un piano di investimenti certo, con le ricadute occupazionali certe, per dare una prospettiva a un territorio che ha pagato un prezzo molto alto per questi impianti. Politiche nuove per una transizione sostenibile, non solo sul punto di vista ambientale, ma anche sul punto di vista sociale, industriale e culturale. Quindi abbiamo la necessità che il governo metta in atto una politica per la transizione industriale, ma non solo il governo, anche l'Europa. Il corteo, partito dalla raffineria di Milazzo, ha percorso tutto il lungomare sino al porto e poi nel piazzale davanti al comune, perché secondo i sindacati anche le istituzioni hanno un ruolo determinante nel pretendere investimenti e una transizione energetica ed ambientale sostenibile anche dal punto di vista occupazionale. Esattamente 80 anni fa, il 10 luglio del 1943, cominciava lo sbarco alleato in Sicilia che segnò l'inizio della campagna d'Italia nella Seconda Guerra Mondiale. Gela fu uno dei luoghi chiave dell'operazione Husky. Ce ne parla Gerry Italia. Truppe americane ed italiane di nuovo insieme 80 anni dopo sul lungomare di Gela per commemorare l'anniversario dello sbarco alleato. Quest'anno saranno tantissimi i momenti che accompagneranno i gelesi in un lungo viaggio nella memoria di quei giorni del luglio del 43, quando Gela si trasformò in un crocevia per la storia. L'operazione Husky, come venne chiamata in codice, fu una colossale manovra militare che segnò l'inizio della campagna d'Italia e fu anche il primo passo della penetrazione alleata nel continente europeo. Oggi il primo intenso momento di ricordo con la deposizione di una corona commemorativa ai piedi della pietra monumento in ricordo dei caduti di tutte le guerre, posta a pochi metri dal pontile simbolo della notte dello sbarco. Presenti alla cerimonia tutte le autorità civili e militari, oltre che una delegazione della US Navy, che nell'occasione ha voluto ricordare l'importanza storica del giorno che cambiò il corso della Seconda Guerra Mondiale. L'importanza di oggi è l'eroismo di quelli che hanno combattuto per difendere questi valori e quello che loro potranno fare nel futuro per preservare questi valori. Soprattutto è importante che questo venga fatto in questa città da cui è partito tutto. Io penso che questi valori di democrazia siano eterni e che gli uomini devono essere pronti a combattere per preservare questi valori. A mezzogiorno il classico roll call a Ponte di Rillo, l'appello dei 39 soldati statunitensi morti in quella che fu una battaglia storica della Seconda Guerra Mondiale, alla presenza di Helen Patton, la nipote del celebre generale George Patton che il 10 luglio guidò lo sbarco delle truppe alleate. Per me è un onore essere qui per onorare tutti coloro che hanno partecipato a questa guerra, le vittime, coloro che hanno partecipato a questo evento così terribile. La cerimonia si è conclusa con il concerto della banda musicale della NATO. A Messina termina l'emergenza acqua in centro dopo la contaminazione dovuta ad una perdita di gasolio. Pronte 2 ordinanze per evitare che il problema si ripeta. Il servizio è di Francesco Triolo. Per il comune di Messina l'emergenza acqua è conclusa, a dirlo questa mattina in conferenza stampa è stato il sindaco Basile. L'acqua torna quindi potabile dopo che i risultati degli esami delle scorse settimane in diversi punti hanno evidenziato come i parametri siano ritornati nella norma, conformi a quelli che erano prima dell'inquinamento. L'emergenza acqua era nata dall'inquinamento di una parte della conduttura del centro città dovuta ad idrocarburi che poi sondaggi di AMAM hanno scoperto derivasse da una vecchia cisterna per riscaldamenti in disuso di un palazzo sulla via Principe Umberto. Se da domani, dopo un mese, tornerà la potabilità della zona interessata, i riflettori non sembrano però destinati ad abbassarsi.
pensabile che sotto il nostro territorio ci sia una cosa che neanche noi conosciamo, quindi siamo riusciti in un mese, grazie al lavoro puntuale della società, a individuare, circoscrivere e oggi risolvere il problema. Da domani la città tornerà alla normalità, dobbiamo stare tutti un po' più attenti e quindi ho già annunciato che farò un'ordinanza specifica, ancorché prevista dalla legge, affinché tutti i proprietari di condomini facciano un censimento puntuale dei serbatoi che, ancorché dismessi, devono essere stati dismessi in sicurezza. È impensabile che ci sia ancora gasolio dopo chissà quanti anni. Il Comune infatti emetterà 2 ordinanze, una di ritorno alla normalità che abrogherà le altre che vietavano il consumo dell'acqua ed una rivolta ai condomini e agli amministratori per un censimento delle cisterne di gasolio dismesse. Adesso vi raccontiamo la storia di Nicole Insalaco, è una studentessa originaria di Serra di Falco nel Nisseno, ha compiuto da poco 18 anni e si è appena diplomata in anticipo, in soli 4 anni, con il massimo dei voti, al liceo scientifico di Canicattì. Questa storia ce la racconta Davide Sardo. Lei si chiama Nicole Insalaco, è nativa di Serra di Falco in provincia di Caltanissetta, ha da poco compiuto 18 anni, frequenta il 4º anno del liceo scientifico Antonino Sciascia di Canicattì e ha conseguito la maturità con il massimo della votazione, 100 su 100. Al termine del 4º anno la studentessa prodigio è stata ammessa per meriti speciali, la prima in Sicilia, a sostenere gli esami di Stato conclusivi della secondaria di secondo grado, superandoli brillantemente. La prova orale si è conclusa tra i complimenti degli insegnanti e l'ovazione dei compagni di classe. L'esame di maturità è stata una bellissima esperienza. Sicuramente è stato un po' strano, un po' particolare non aver affrontato l'ansia, quell'adrenalina la notte prima degli esami, delle prove scritte insieme ai miei compagni che mi hanno accompagnato in questo intero percorso. Non ho fatto nulla di eccezionale, di così straordinario, sicuramente ho studiato, ma con impegno, determinazione e costanza chiunque potrebbe riuscire a raggiungere questo obiettivo molto importante. Quale messaggio ti senti di rivolgere ai tuoi compagni che il prossimo anno sosterranno la maturità? Io vorrei fare un grande in bocca al lupo ai miei compagni e li invito a studiare tutto l'anno, a impegnarsi come hanno sempre fatto. La possibilità dell'accesso alla maturità per meriti speciali è prevista per gli studenti che hanno una media di voti superiore al 9 e Nicole è andata oltre perché è stata ammessa con tutti 10. Siamo orgogliosi tantissimo, li potete immaginare, perché il suo successo è anche il nostro successo, soprattutto per aver trovato quell'intesa giusta per accompagnare, per guidare la ragazza a questo obiettivo. Le soddisfazioni per Nicole Insalaco, figlia di un funzionario di polizia alla questura di Caltanissetta, non finiscono qui. Ha da sempre avuto la passione per la musica e la prossima settimana prenderà la laurea in violino al Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo a conclusione del suo percorso di studi. Quest'estate il gelato sarà ancora più salato rispetto al 2022. In Italia il costo è aumentato del 23%, va un po' meglio in Sicilia, che registra un incremento di soli, tra virgolette, il 15%, nonostante i rincari, però nessuno riesce a rinunciare a un cono rinfrescante. Ce ne parla in questo servizio Francesco Loi. Gelato, cioccolato, dolce, un po' salato. Gelato un po' salato? Sì, se pensiamo al costo. Rispetto allo scorso anno in Italia è aumentato del 23%. È quanto emerge da un'analisi di Coldiretti su dati Istat. Rispetto alla media nazionale non abbiamo fatto quell'aumento che c'è stato. Tant'è vero che in Sicilia ci attestiamo intorno al 10-15% massimo, dipende dalle città. Palermo è la città dove il gelato costa di più. Enna invece sta nella parte opposta della classifica. Sul rincaro pesano l'impennata dei costi di energia e materie prime. Uova, latte e zucchero si sentono non solo nel gusto ma anche nel portafoglio. Il costo energia pare che purtroppo ora stia andando per aumentare. Giornalmente abbiamo tantissimi clienti che hanno voglia di prendersi un gelato per rinfrescarsi, mangiare con una brioche bella piena con il gelato a pranzo. Gelato è sinonimo di estate, insieme alla colonnina di mercurio schizza su anche il consumo di questa bontà. Poi con la brioche è proprio tipico
tipico della Sicilia, bisogna provarlo. È buonissimo, è fresco, in una città come la nostra che è sempre così calda non possiamo fare a meno. Penso che sia un po' il periodo, l'inflazione, tutto quanto, però alla fine con il caldo è obbligatorio il gelato, dai. I siciliani preferiscono quello artigianale, pistacchio, cassata o cannolo per gustare la trinacria. Un rinfresco per il palato, ma come raccomandano gli esperti, senza farne abuso. Dobbiamo stare molto attenti, il nostro rapporto deve essere molto preciso col gelato. Un gelato al giorno, nel pomeriggio va bene, ma non sostituisce né pranzo né cena e non è la cosa più salutista che noi possiamo avere, tranne quando mangiamo soltanto un gelato alla frutta. Ad un cono così, impossibile resistere. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, ritorneremo subito dopo nella seconda parte per parlare di calcio. Bentrovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia, parliamo di calcio. Ha preso il via il ritiro precampionato del Palermo in Trentino. Per i rosanero è il primo passo di una stagione ricca di ambizioni. L'allenatore Corini mette dichiaratamente nel mirino la Serie A. Intanto prosegue la campagna di rafforzamento, a breve l'ufficialità dell'ingaggio di Roberto Insigne. Ce ne parla Marco Gulla. Le prime indicazioni che arrivano dal secondo giorno di ritiro del Palermo in Trentino è che Eugenio Corini sembra voler puntare sul 4-3-3 e che la squadra dovrà comunque adottare un abito camaleontico, cambiando modulo anche a gara in corso. Rosanero che sudano e lavorano a ronzone. L'obiettivo, come ha dichiarato lo stesso allenatore, è la promozione in Serie A, senza giri di parole. Per me è stato importante anche dal punto di vista proprio della proprietà capire cosa vuol dire lavorare a Palermo. C'è la volontà di alzare il nostro potenziale, di lottare, ambire a un traguardo molto prestigioso che noi tutti vogliamo raggiungere e di conseguenza quest'anno sicuramente le potenzialità per essere più competitivi ci saranno messe a disposizione. La nostra capacità, la mia capacità sarà far sì che tutto questo venga fatto rendere al meglio per fare un campionato il migliore possibile, per essere competitivi al meglio. Il Palermo non gioca quindi a carte coperte, la campagna acquisti fino adesso è un'assoluta candidatura alla promozione. Presi Lucioni, Ceccaroni, Vasic e Mancuso e a breve sarà ufficiale anche Roberto Insigne. Ma il mercato dei rosanero non finisce qui, piacciono anche Tremolada e Collocolo e per l'attacco continua a stuzzicare l'idea di Massimo Coda del Genoa. Questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata a tutti.